Se la mia prediletta Italia si convertirà, sarà preservata dal fuoco. Salve a tutti carissimi, oggi volevo parlarvi delle rivelazioni dei mistici riguardo al futuro dell'Italia, la nostra amata terra. Ecco quanto profetizzò nel XVII secolo il venerabile Bartolomeo Olshauser. Gli eretici e i tiranni verranno improvvisamente e inaspettatamente, entreranno in Italia e devasteranno Roma, bruceranno le chiese e distruggeranno tutto. Ecco quanto profetizzò nel 1800 l'estatica di Tours, quando tutti penseranno che la pace sia assicurata, quando tutti meno se l'aspettano, il grande evento avrà inizio. Grandi sconvolgimenti ci saranno in Italia e quasi nello stesso momento anche in Francia. Per un po' di tempo la Chiesa sarà senza un Papa. Anche l'Inghilterra avrà molto da soffrire. I monaci dovranno lasciare i loro monasteri e le suore saranno cacciate dai loro conventi, specialmente in Italia. La Santa Chiesa sarà perseguitata, a meno che le persone con le loro preghiere non ottengano il perdono. Verrà il tempo che vedranno la spada e la morte. Molti religiosi e Roma sarà senza un pastore. Ecco quanto rivelato la Madonna Teresa Musco nel 1951. Figlia mia, sono pronti i flagelli e i castighi che il Padre ha diretto sull'Italia e solo le anime che si offrono vittime potranno centrare in pieno il cuore di mio figlio e fermare l'ira del Padre. L'Italia sarà travagliata da una grande confusione, da un grande disorientamento, da un grande sconvolgimento e il Papa dovrà molto soffrire. Ma l'Italia sarà salvata da tutto ciò in parte anche per il Papa e per i suoi meriti. La Russia marcerà su tutte le nazioni d'Europa, particolarmente sull'Italia, e innalzerà la sua bandiera sulla cupola di San Pietro. Ecco quanto rivelato da Gesù alla Beata Elena Aiello nel 1959. Io manifesterò la mia predilezione per l'Italia, che sarà preservata dal fuoco, ma il cielo si coprirà di densa tenebra e se l'Italia non si convertirà, la terra sarà scossa da spaventosi terremoti che apriranno profondi abissi e verranno distrutte città e province e tutti grideranno che è la fine del mondo. Molte città saranno punite secondo giustizia per i loro molti e gravi peccati, perché lo scandalo è arrivato al colmo. I buoni però che soffrono e i perseguitati per la giustizia e le anime giuste non devono temere, perché saranno separati dagli empi e dai peccatori ostinati e saranno salvati. La Russia diffonderà i suoi errori su tutte le nazioni, specialmente sull'Italia. Molti paesi
sono guidati dal maligno che vuole stabilire il suo dominio assoluto su tutta la terra. Molto, molto presto l'Italia avrà molto da soffrire a causa di grandi castighi. Ci saranno forse forti scosse telluriche e non avrete nessun riparo in nessun angolo della terra. Vedo come crollano le montagne, molte città saranno quasi rase al suolo. Tutto questo è molto vicino. Ecco quanto rivelato da Gesù a Sor Anna Ali, religiosa e mistica kenyota, nel 1987. Ah, l'Italia, la nazione favorita da Dio. Tutte le sue regioni, però, avranno il sigillo dell'ateismo. Essa tradirà il mio cuore, trascinerà le anime giù nella perdizione e perseguiterà ciecamente i miei figli che vogliono seguirmi. Non potrò più trattenere la mia mano. Il Padre Eterno ha ripetuto molte volte che molte nazioni spariranno dalla faccia della terra. Le nazioni senza Dio saranno la piaga che punirà l'umanità irriverente e priva di scrupoli. L'Italia è in grave pericolo. Ecco quanto disse la Madonna di Civitavecchia in un messaggio nel 1995. Consacratevi tutti a me, al mio cuore immacolato, e io proteggerò la vostra nazione, la mia prediletta Italia, sotto il mio manto, ora pieno di grazie.